Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove divengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi figli e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, oggi con grande gioia noi celebriamo la grazia di Dio che si è manifestata nella vita di San Calogero. E appunto le letture di oggi ci fanno vedere che Dio tante volte opera per mezzo delle persone che forse dal nostro modo di vedere sono le persone così semplici, perché Dio interviene anche nella semplicità, nella quotidianità, anche nella povertà. A volte Lui usa degli strumenti che secondo noi sono deboli per fare opere grandissime. Ecco perché siamo oggi lodando Dio, perché in San Calogero abbiamo visto il voto di Gesù. E noi tutti siamo chiamati anche oggi a diventare anche testimoni dell'amore di Dio. Nella prima lettura abbiamo ascoltato della chiamata del profeta Ezechiele, che è stato chiamato nel momento molto difficile nella storia di Israele. È stato scelto per ridonare il popolo di Dio la speranza. Non è stato molto facile per lui, perché a volte anche il messaggio di un profeta viene rigettato. O perché ci dà un po' fastidio, perché ci chiama alla conversione, o perché c'è questa familiarità con il profeta che a volte non diamo anche valore al suo messaggio. Addirittura abbiamo anche ascoltato il Vangelo di oggi, Gesù che insegnava con autorità, faceva prodigi, però per la gente della sua patria si meravigliavano, era un motivo di scandalo perché lo conoscevano come un figlio di falegname, addirittura anche lui era un falegname.
conoscevano anche i suoi fratelli. Ecco perché diventava un po' difficile per loro accettare il suo messaggio. A volte anche capita a noi. La familiarità può diventare un ostacolo se non facciamo attenzione. Perché a volte dice, questo io conoscevo questo, ma che cosa sta dicendo? Perché come uomini abbiamo sempre la tentazione di guardare l'apparenza. E questo lo conoscevamo. Io ero più bravo di lui quando eravamo piccoli. E c'è la tentazione di non aprirsi alla verità che Dio ci sta comunicando attraverso il nostro fratello. Dunque le letture di oggi ci chiamano la nostra attenzione a guardarci un po' di più e cercare di evitare ogni ostacolo che ci impedisce ad accogliere il messaggio di Dio. Ma dall'altra parte anche la seconda lettura ci fa capire che Dio ci sceglie nonostante la nostra debolezza. Anzi, i santi non sono le persone senza debolezze, sono le persone che hanno imparato ad avere fiducia nella misericordia di Dio, le persone che si lasciano trasformare dalla grazia di Dio. Ecco perché San Paolo si rendeva conto delle difficoltà che lui aveva. L'ha chiamata una spina. Però lo stesso San Paolo si rendeva conto della misericordia di Dio che supera anche la nostra debolezza, perché ogni volta che ci lasciamo prendere dalla nostra debolezza c'è la tentazione di essere scoraggiato. Facciamo come un esempio: una persona che si sforza per vivere la santità e ricade nel peccato, va a confessarsi e poi si trova di nuovo. Se lui non fa attenzione si può dire io non ce la faccio, ma la parola di Dio dice oggi che la grazia di Dio è sempre con noi. Sì, dobbiamo collaborare con la grazia di Dio facendo sforzi, ma rendiamoci conto che Dio è sempre misericordioso. Lui anche conosce la nostra debolezza. Dunque dobbiamo avere l'atteggiamento di fiducia nella misericordia di Dio, lasciarci guidare dalla sua grazia, lasciarci aiutare dalla sua grazia. Anzi, il salmo di oggi, che abbiamo anche ripetuto, anche il ritornello, abbiamo detto i nostri occhi sono rivolti al Signore. Queste sono le parole di una persona che si lascia, che si abbandona in Dio, una persona che sa che il suo aiuto viene dal Signore. Ecco perché la santità è soprattutto lasciarsi trasformare dalla grazia di Dio. Lasciarsi. Signore, io faccio lo sforzo, io capisco che sono debole, con umiltà, però io so che tu mi puoi aiutare. Questo è il cammino della santità. E San Calogero aveva anche la sua difficoltà, però si lasciava, metteva la sua fiducia in Dio, aveva difficoltà, è stato perseguitato, però si abbandonava nelle mani di Dio. Come San Paolo oggi possiamo dire che la potenza di Dio si manifesta anche nella nostra debolezza. Non abbiamo nessuna ragione per essere scoraggiati, anche se noi a volte veniamo meno, però sappiamo che la grazia di Dio ci aiuterà. Preghiamo in questa messa per l'intercessione di San Calogero affinché noi continuiamo in questo cammino di santità senza essere scoraggiati nonostante la nostra debolezza. Invece preghiamo anche che la fiducia nella misericordia di Dio e il Signore ci aiuterà se noi mettiamo la nostra fiducia in Lui. E così sia. Sia lodato Gesù Cristo.
professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre. Fratelli e sorelle, di fronte alla fatica del vivere quotidiano e alla debolezza della nostra fede, invochiamo dal Signore la sua luce e la sua forza. Preghiamo dicendo insieme: Signore, vieni in nostro aiuto. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo in un mondo profondamente segnato da conflitti sociali e culturali, preghiamo: Signore, vieni in nostro aiuto. Per i giovani che si preparano ad assumere la responsabilità nella società civile e nella Chiesa, e per quanti sono chiamati alla loro formazione, preghiamo: Signore, vieni in nostro aiuto. Per le persone ferite dalla malattia, dalla povertà e da qualsiasi forma di emarginazione e di indifferenza, preghiamo: vieni in nostro aiuto. Per noi che per il battesimo siamo chiamati ad essere gli uni per gli altri strumenti di fiducia, di solidarietà e di speranza, preghiamo: Signore. Da Dio, il pane quotidiano, la remissione dei peccati, la forza di lottare contro le tentazioni e la liberazione dal maligno. Il pane, la remissione dei peccati, la forza contro le tentazioni e la liberazione dal maligno. Teniamoli presenti questi tre essenziali momenti, bisogni di ogni uomo. Il pane si bacia, si condivide, si vive la fraternità e si gioisce perché è dono di Dio e si bacia, che è un grande dono il pane. Preghiamo. Signore Dio, fa che nella nostra debolezza possiamo sempre sperimentare la tua misericordia e la tua forza per camminare con fiducia sulle strade del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci glorifichi, Signore, questa offerta che consacriamo a tuo nome, che ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Apri i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa? È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato il tuo figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, dove Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai reso partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si alienano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore dell'universo, dice sono pieni della Padre, veramente santo, monte di ogni santità, santifica questo dono con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi veramente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete
questo in memoria di me. Ministero della celebrare la vita e i carichi della salvezza, e ti rendiamo grazie per la presenza della tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo ovviamente per la comunione accorda al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda Padre della tua Chiesa diffusa sulla terra e vi convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha riservato sulla sua vita immortale. Vedi la perfetta dell'amore, il nostro Papa Francesco, il nostro Pietro Francesco, il tuo ordine sacerdotale. Ricorda che i nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e tutti i che si affidano alla tua clemenza. Amen. A godere la luce del tuo popolo. Tu noi ti abbi misericordia. Come Dio ha preparato la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, con San Calogero e tutti i santi che noi sono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, per l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Guidato dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni giuramento, nell'attesa che scoppia la beata speranza e vedere il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, vi aiuta i tuoi apostoli, vi lancio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
seguono la distribuzione della sangue eucaristia sono momenti preziosi per rendere lode e grazie al Signore per averci nutrito della sua parola, del suo corpo e del suo sangue.
permettiamo questo silenzio di essere eloquente per noi, prendiamo consapevolezza di quanto siamo preziosi negli occhi del Signore. Lui non ci dà soltanto le cose che passano, perché ci ama, si dà se stesso. Prendete e mangiate, prendete e bevete. Siamo una cosa sola con Lui. Anche San Calogero ha vissuto l'esperienza stupenda della comunione con Cristo, come noi, nutriendosi la stessa parola e lo stesso pane di vita eterna. Anche i tamburi fanno silenzio in questo momento perché rispetta il silenzio della comunità che prega. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che guardiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in riempito di grazie per Cristo nostro Signore. Chi ha presieduto questa Eucaristia è padre Linus, un sacerdote con il nostro confratello nigeriano. Ecco, vive la sede di San Calogero, no? Ecco, viene dall'Africa e viene qui per annunciarci il Vangelo. Vedete come è bella, la fede è una, i colori sono diversi e i colori formano l'arcobaleno. Quindi è un dono grande del Signore. Noi lo ringraziamo. Io l'ho chiamato il secondo cugino di San Calogero. Resterà qui ancora con noi a Agrigento fino al 30 di luglio. Poi prima della metà della quindicina di agosto sarà con noi un altro sacerdote di un altro colore, un po' marroncino, no? Ecco, sarà un sacerdote coreano, giovanissimo, vedo, perché San Calogero è Niuru e vedo, non Niuru e ma vedo, però è Niuru, dice, no, è Niuru e vedo. Allora stasera, ecco, rientrerà la progettazione con il solito carro che abbiamo istituito, che la confraternita ha preparato, e la ringraziamo, questa confraternita per l'idea che ha avuto, e ringraziamo anche tutti coloro che hanno avuto modo di portare il carro la domenica prossima, stasera ancora che sa, perché i corpi sono lunghi, ora, e per non dare spazio a tutti. Arrivati a San Giuseppe saranno distribuite delle fiaccole o flambò, però qui che domenica scorsa qualcuno per bando su Portaina, se non è lì, mi da cosa si dice a casa, squadre che ci mancava cannina per domani, o tu già niente, tu non porto cannina. Le candele servono per accenderle e fare la processione, va bene? Ok, sono 300 candele, una volta si è no, ne potete contare 100, e a 200. Dai, coraggio, questa benedizione ci renda sempre più gioiosi e viviamo evangelicamente il nostro portare San Calogero a presto, no? Una spalla a San Calogero, una spalla al fratello vicino, che al di là dei colori dei trucchi che ci sono, siamo fratelli e sorelle nel Signore. Grazie Padre Linus. Grazie Padre, vi ringrazio anche per la vostra accoglienza e il Signore sia sempre la vostra forza e il vostro aiuto. Grazie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andiamo in pace. Come previsto puntualissimo alle 12:30, i portatori di pace e i portatori sani adesso entreranno in chiesa per accendere San Calogero, metterlo sulla bara e poi a luna uscire. Grazie. Agrigento sempre che sia la nostra comunità.
Bene, siamo in diretta dal santuario di San Calogero, la messa è appena finita e come tradizione di TVA Televideo Agrigento che trasmette in tutta la Sicilia in streaming anche sul canale YouTube TVA Televideo Agrigento 92, dopo la messa ora stiamo assistendo all'uscita del santo, momenti sicuramente di grande fede, momenti di grande commozione, stiamo vedendo tutto il santuario della piazza di San Calogero, grazie anche alle immagini del nostro tecnico Mattia Mollura. Ecco, ringraziamo anche Lello Tesa, portatore di San Calogero, anche lui a darci una mano. Ecco, stiamo vedendo ora assistere un po' alla entrata della bara. Lello, allora, un momento sicuramente di grande fede e di grande commozione che ci porta alla seconda domenica di San Calogero che, diciamo, in questo momento tanta gente sta vedendo anche grazie ai nostri collegamenti video. Sì, sicuramente grazie alla diretta tantissima gente potrà vedere le immagini bellissime di San Calogero. In questo momento la bara è portata a spalla naturalmente dai portatori, entrerà fra qualche minuto dentro il santuario e poi pian piano vedremo scendere San Calogero dal luogo in cui è collocato per essere collocato nella bara proprio di San Calogero e ufficialmente consegnato al popolo, consegnato ai portatori che lo trasporteranno lungo la via Tenea e poi lungo la via Garibaldi. Diciamo chiaramente che la seconda domenica è quella dedicata, diciamo, ai forestieri, perché San Calogero percorre la via principale nella quale accorrevano i forestieri da tutta la provincia vedere e pregare San Calogero, mentre la prima domenica percorre le vie del suo centro storico, dalla salita Triasi. In questo momento stiamo vedendo naturalmente in diretta alzarsi la bara che tra qualche attimo entrerà, bellissima atmosfera, tanta gente, tanta attesa e naturalmente tanta devozione. Devo dire che sono momenti bellissimi, momenti originali, ecco, come avviene nelle altre città europee dove ognuno ha la sua tradizione, anche ad Agrigento questo è un momento di grande emozione, di grande fede, per cui ora la Chiesa, il prete con la messa è finita, è andata in pace e consegna alla città, all'affetto diciamo spontaneo popolare, consegna la statua del santo che girerà per tutta la città, per tutti i vicoli del centro storico, per poi questa sera portarla in chiesa. Ecco, stiamo vedendo momenti, ora ci sarà un momento bellissimo perché molta gente ci sarà. Raccontaci tu ora, anticipiamo un attimo cosa succederà ora. San Calogero, diciamo, come nella prima ed anche nella seconda domenica, è quell'amico che non vediamo da tempo, quindi è d'obbligo abbracciarlo, baciarlo, avvicinarlo, asciugare il fazzoletto, avvicinare il bambino. Tutto questo è questa bellissima, a mio avviso, attrazione che questo santo nero venuto da Cartagine trasmette alla città di Agrigento e agli agrigentini. È un momento che a mio avviso dovrebbe anche essere rivisto in chiave, perché no, turistica e culturale, perché ha un suo fascino, ha una sua particolare visione, come dicevi bene tu, legata alle feste popolari d'Europa di alcuni paesi. Stiamo vedendo, assistiamo a un momento importantissimo, questo l'entrata della bara, momento proprio eccezionale. Lasciamo alle immagini, al commento da sé.
parallelo alla VAR è entrata, abbiamo visto momenti c'è tanta, per così dire, tanta attenzione e naturalmente ognuno ha i suoi posti che tramanda la generazione, su Tavara ognuno un nuvole toccato, il posto rispetto all'altro, ci si spinge, ci si lega come se nulla fosse, ed è probabilmente questo, diciamo, il momento più caratteristico che colpisce questa bellissima manifestazione di popolo, bellissima manifestazione di affetto. abbiamo visto, ecco, come viene accolta la VAR, con un grido, con un'osanna, Sì. un'invocazione, qual è? Sì, e chiamama con aiuta e viva San Calò. E poi ci sono i diversi tipi di gridi che vengono fatti, che bella sta chianata e che bella sta scinuta. Anche questo fa parte di un significato storico, sociologico. Quando durante l'uscita San Calò tenterà di salire le scale e di rientrare, tutto questo ha un significato storico, cioè San Calogero è in chiesa e quasi quasi è spaventato da uscire fuori in mezzo al popolo, e quindi a chiane scinni, dopodiché esce, quindi è abbracciato, sannato dal popolo naturalmente. E la stessa cosa avviene la sera, quando Sacchianata è scinnuta. San Calò non vuole più rientrare in chiesa perché sostanzialmente ha ricevuto tanto affetto, tanto amore dalla sua gente, dal suo popolo, e quindi vorrebbe rimanere con il suo popolo, ma naturalmente il dovere gli impone di rientrare in chiesa. In questo momento, accanto al simulacro di San Calogero, proprio in alto, che voi probabilmente vedete, alcune famiglie, che anche queste fanno parte, diciamo, di una lunga tradizione, come, diciamo, quella del Casesta, dei Mendola, del Salcedo, dei Vaiana, che si tramandano da 3-4 generazioni. È bello anche ricordare che ognuno ha un pezzo di cuore legato a San Calogero. Scendono attraverso una piccola ascensore collocata di dietro, e già i primi fazzoletti si avvicineranno a baciare la fronte di San Calogero, che anche questo Un appuntamento che noi come TV ormai lo seguiamo, perché è anche un momento di fede, anche di informazione per chi magari, tanta gente che sta fuori all'estero in streaming ci sta vedendo sul nostro sito tvtelevideovigento.tv. Ecco, seguiamo un attimo, forse la telecamera non lo seguire perché ci sono i portatori davanti, però ecco questo momento importante che si sta smontando in un certo senso dal piedistallo dove è attaccato la statua del santo, e ora piano piano, se Mattia lo può seguire magari si sposta, stiamo vedendo che piano piano, un momento bellissimo. Può spostare un attimo? Ecco, lei lo stiamo vedendo, la statua che scende. Sì, è uno dei momenti più suggestivi. La statua scende, quindi lascia sostanzialmente il suo posto, la sua casa, per essere collocata in un luogo, diciamo, per così dire, la vara, ed essere ufficialmente consegnata al popolo. Il significato è proprio questo: la Chiesa consegna San Calogero al popolo, che lo porterà per l'intera giornata attraverso i suoi cari, la sua popolazione rientrerà
arriverà naturalmente attraverso la via Atenea in piazza Municipio, via Garibaldi e quindi la Porta dell'Addolorata. Speriamo di arrivare entro le 19, entro le 20, e poi c'è questa bella novità che ha voluto quest'anno diciamo inventare la confraternita con il rettore. È una novità molto interessante, trainato da un carrello a mano, consente un maggiore legame tra il bambino, la famiglia e San Calogero. È un momento simbolico caratteristico, addobbato con un migliaio di candeline, è sicuramente un momento di devozione e di maggiore spiritualità la sera, ma lo è anche la mattina, nonostante questa manifestazione, per così dire, chiassosa, però fa parte, diciamo, della tradizione di San Calogero, direttore. Senti, abbiamo delle persone qua davanti, vogliamo un attimo sentire lei da dove viene, perché è qui. Io da Alessandria della Rocca, per grazie ricevute da 19 anni. Le grazie che fa questo San Calogero non si possono neanche spiegare quello che ha fatto per me e per la mia famiglia. Ogni anno sono qua a piedi scalzi alle 5:30 le presento il via San Calogero, io, mia mamma, mio papà e tutta la mia famiglia, e chiamiamo con un aiuto. Viva San Calò, è il santo nero, è il santo di tutti. La testimonianza abbiamo voluto ascoltare direttamente appunto di un fedele, ma di queste testimonianze ce ne sono a centinaia, ecco, ora vedremo di offrirvene anche qualcun altro. Ecco, in questo momento, per fare un po' di cronaca dovuta, la statua è stata deposta dal luogo in cui è, dall'altare, e ora verrà portata a mano verso il punto Lavara, dove i portatori piano piano la porteranno, la usciranno fuori dal santuario. Ecco, fuori dal santuario ci vorrà un po' di tempo, perché nel frattempo ogni fedele cercherà di raggiungere il santo e di baciarlo, di dargli insomma un momento di testimonianza del proprio affetto. Lello, ecco, stiamo sentendo questa campana, cos'è? Questa è la campana che questa seconda domenica è in mano ad un'altra famiglia, la famiglia Valli e poi Infantino, mentre la prima domenica questa è la caratteristica voce di Angelo Attardo, ormai diventato un pezzo importante, diciamo, dentro l'associazione portatori, perché insieme ad un antichissimo portatore che si chiamava Rizzeri, io ricordo bambino, aveva questa voce a siringa molto bella ed alta, che ti consente di toccare anche le corde del cuore di chi è qui e anche di chi è a casa, fondamentalmente. Quindi San Calogero sta per arrivare alla sua vara, portato a spalla in questo momento, e viene montato con 4 altissimi chiodi di circa un metro e naturalmente avvitati sotto la vara, che gli consentiranno di avere non solo un fortissimo equilibrio, ma di avere una solidità e un legame con questa vara robusta di legno. Al suono della campana tra San Calogero e viva San Calò! È questo di ora, perché ora vedremo la fede dei tanti credenti che vorranno avvicinarsi a San Calogero, in qualche modo baciarlo, ecco. Però la statua deve uscire, per cui diciamo non tutti possono avere questo piacere qui di baciarlo, però insomma, la statua deve uscire perché deve andare in processione. Anche questo non voglio dire è un privilegio, però là davanti ci si spinge l'uno contro l'altro, perché nel desiderio esagerato di ognuno di noi è quello di avvicinarsi più vicino al santo, di baciarlo, di toccargli il fazzoletto. Fa parte naturalmente della festa, ognuno lancia il proprio fazzoletto perché lo avvicina ad un amico e lo avvicini alla statua di San Calogero, e perché possa essere baciata, almeno toccata
e benedetta dal viso di San Calogero. Sono momenti, a mio avviso, bellissimi che voi state regalando alla città e sicuramente ai tanti telespettatori che non solo da Agrigento ma anche dalla Sicilia e probabilmente dall'estero potranno vedere, perché ricordiamo chiaramente che c'è tanta gente che viene dall'estero e dall'Europa per la festa di San Calogero, di agrigentini, tanta gente che viene proprio da fuori nella settimana di San Calogero, perché ha un legame forte con San Calogero, e quindi durante la settimana di San Calogero chi dal Belgio, chi dalla Germania, chi dall'America viene per assistere e partecipare alla festa di San Calogero. Siamo già quasi all'ora, San Calogero alle 13 dovrebbe uscire al suono della campana, al suono naturalmente della zingarella e all'affetto straordinario dei tantissimi giurgintani che ancora una volta ammirano, apprezzano e amano San Calogero. Bene, noi ora lasceremo questa postazione perché praticamente per motivi di ordine e sicurezza non possiamo più restare, perché la bara dovrà uscire, quindi ci vuole molto spazio, per cui sospenderemo per qualche minuto la trasmissione per dare segnale al Ponte 2, alla seconda postazione di TVA, dove c'è Gerlando Butera e Damiano Pagano che seguiranno dal fuori l'uscita del Santo, per cui noi continueremo fra qualche minuto, una pausa di pubblicità, e daremo spazio alla postazione mobile 2. Lei lo che dire? Allora concludiamo qui per continuare poi dall'esterno. Sì, fra qualche minuto il Santo già preparato uscirà fuori al suono naturalmente della zingarella, al suono dei tamburi e all'affetto dei tantissimi agrigentini. Un momento toccante, significativo, che vogliamo ancora una volta raccontare attraverso le immagini del cuore di alcuni portatori. Uno di questi è il grande Battaglia, una delle figure preeminenti all'interno dell'associazione di San Calogero. Una battuta su questa festa di San Calogero e sulla tua fortissima devozione. Evviva San Calogero! Questo è il significato più sintetico dell'espressione legata alla festa di San Calogero. Bene, direttore. Bene, Luna, noi diamo qualche secondo di break di pubblicità per dare spazio alla postazione 2 di TVA che seguirà l'uscita in diretta dal santuario dalla piazza di San Calogero. A qualche minuto. R7 300 Social. R7 Social. Cos'è? 300 Social è la carta R7 dedicata a tutti i pensionati. Ti garantisce 300 euro di buoni sconto suddivisi in 25 euro mensili, ovviamente sui prodotti non in offerta. R7 300 Social, la tua social card. Ritirala presso i punti vendita R7, perché noi di R7 diamo valore alla tua spesa. R7 Supermercati, diamo valore alla tua spesa. Il team esperto dell'ortopedia tecnica Caruana vi guiderà alla scelta dell'ausilio giusto per le vostre esigenze, completamente gratuito se possiedi un'invalidità o se puoi richiederla. Per lo sportivo, per i problemi posturali, circolatori, postpartum, scoliosi, dolori cervicali, alle gambe, alla schiena, per piede piatto, calvo, diabetico, metatarsalgia e spina calcaneare e altro. Studiamo un plantare su misura per voi, esame barapodometrico e visita posturale gratuita per tutti. Per i più piccoli il plantare è gratis. Venite a trovarci nei nostri punti vendita a Sciacca in via Giovanni XXIII numero 6 e a Porto Empedocle in via Gramsci numero 26, alle spalle del Bar Plano vicino il panificio Nicoletti complesso Rosa dei Letti. A Porto Empedocle luglio e agosto aperti solo la mattina. I've got no roots.
Nuova macelleria di Enzo Taormina, dove troverete carni nostrane siciliane macellate fresche per riscoprire il buon sapore della carne. La macelleria di Enzo Taormina vi offre un vasto assortimento di specialità gastronomiche, cornetti di carne, tramezzini, girelli, piadine, nugget, vari tipi di spiedini, il tutto preparato nel laboratorio a vista. Le carni macellate fresche ridanno gusto alla tua tavola. Nuova macelleria di Enzo Taormina. La trovate a Porto Empedocle, in via Aldo Moro, zona Grandi Lavori, a fianco ex Centesimo. Telefono 0922 63 22 39. Burgio Ceramiche, leader nel settore ad Agrigento e in provincia nella vendita di idrosanitari, ceramiche, arredi per bagno e rubinetteria delle migliori aziende. Al primo posto la passione e la cura nel seguire la clientela e soddisfare tutti i suoi bisogni al meglio. Burgio Ceramiche, dove troverete in esposizione i prestigiosi marchi Marazzi, Savoia, Serenissima, Iacuzzi, Arca e tanti altri, e dove poter spaziare tra cucine, bagni, pavimenti, vasche, rivestimenti e progettazione di interni, e con l'aiuto di un ottimo personale qualificato soddisferete ogni vostro bisogno. Burgio Ceramiche ricorda a tutti i clienti di venire nei nuovi locali a visionare le offerte a loro dedicate, come il bagno completo a soli 1.290 euro. Via Zonica 20, Villa Seca, Agrigento. Telefono 0922 51 11 89. www.ceramicheburgio.it. Panificio di Francesco Russo, 2 punti vendita a tua disposizione, al Viale Cannatello 91 e al Villaggio Peruzzo, dove trovi il buon pane casereccio, cortesia e convenienza. Al panificio Francesco Russo non solo pane, ma anche gustosa tavola calda e pasticceria, torte con prezzi eccezionali per le tue feste e banchetti. Inoltre forniture per grandi comunità e catering. Panificio di Francesco Russo, 2 punti vendita a tua disposizione, ad Agrigento al Viale Cannatello 91 Villaggio Mosè e al Villaggio Peruzzo San Leone. Info 389 34 91 073. La Samo è un'associazione Onlus che opera in favore dei malati oncologici e non, che proprio per la loro visione vengono dimessi dagli ospedali e affidati alle cure domiciliari. La Samo offre un modello di assistenza domiciliare gratuita attraverso un'equipe di professionisti quali medico, infermiere, assistente sociale, psicologo, fisioterapista, operatore sociosanitario. Per attivare e richiedere l'assistenza globale al malato e alla sua famiglia da parte dell'equipe dell'associazione SAMO è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia. Il servizio è gratuito in tutti i comuni della provincia di Agrigento, in quanto in convenzione con l'ASP. Dai un aiuto fattivo alla SAMO. Dona il tuo 5 per 1000 nella prossima dichiarazione dei redditi. Codice fiscale 930 11 24 08 14. Prova, sì, mi senti? Ok, quando vogliamo iniziamo a parlare. Va bene, va bene.
No, ma volevo vedere io ora va bene, stavo c'è al massimo. Bene, riprendiamo la nostra diretta, il santo è appena uscito, siamo qui con il collega di Info Agrigento. Che ne pensi di questa manifestazione? È sempre davvero bello, spettacolare vedere tanti agrigentini qui, c'è un grande caldo ma la folla non smette mai, ogni anno la folla si conferma, forse aumenta ed è un vero miracolo perché è una società che magari è un po' distratta dalle sue tradizioni, ma San Calogero si mantiene sempre davvero in grande, come dire, è sempre al primo posto nei cuori degli agrigentini e questo è davvero molto molto emozionante da vedere ogni anno. Ora il santo uscirà. Anche dai balconi, un abbraccio anche fisico perché in alcuni punti la Vara riesce a essere a contatto stretto con i palazzi, visto la conformazione del nostro centro storico. Abbiamo seguito la messa, la funzione diciamo molto bella è questa consegna da parte della Chiesa della statua di San Calogero alla città. Beh, diciamo che San Calogero non è il patrono, quindi in qualche modo la Chiesa a volte sembra, tra virgolette, negli anni, nei secoli ha quasi subito dal popolo la scelta di San Calogero come santo principale, più venerato della città, quindi negli anni poi in qualche modo popolo e Chiesa si sono avvicinati e questo questa consegna un po' simboleggia questo, cioè in mano a San Calogero e dà in mano al suo popolo il Santo Nero che, ripeto, è venerato da veramente tanti secoli ormai. Senti, abbiamo visto, io poco fa ho intervistato un fedele che da 15 anni mi diceva di Alessandria della Rocca, che viene ogni mattina, ogni seconda domenica a testimoniare diciamo, ciò che San Calogero ha fatto per la sua famiglia. Diciamo che San Calogero non è soltanto agrigentino, è un po' di tutta la provincia. Piace ricordare come a Campofranco, a Naro,
Capofranco che è provincia di Caltanissetta ma è legatissima ad Agrigento, Capofranco Naro nella stessa sciacca. Ci sono tante feste a lui dedicate, a Naro specialmente c'è una festa che è molto molto importante che è stata fatta già a giugno, a Porta Empedocle ci sarà a settembre, anche a Realmonte, quindi in qualche modo è tutta la provincia che partecipa a questo santo, non soltanto nelle feste che ogni paese ha, ma anche nel venire dai paesi della provincia fino ad Agrigento. Quindi parliamo dei portatori, i portatori di San Calogero che hanno preso in consegna la statua ora, no? Sono delle figure, diciamo... sono un po' delle autorità, diciamo, sono loro che gestiscono un po' tutta la festa, non soltanto nei giorni della sfilata, nei giorni della processione, ma anche nei giorni, in tutto l'anno possiamo dire, perché appena questa sera il santo tornerà poi dentro il santuario, già da domani i portatori inizieranno a organizzare la festa del prossimo anno. È una festa che dura tutto l'anno. Il lavoro che vediamo svolgere a questi ragazzi in queste 2 domeniche è soltanto la punta dell'iceberg di un lavoro che dura tutto l'anno, e poi per loro poter sopportare il peso della vara è un qualcosa in cui credono tanto, aspettano queste 2 domeniche per tutto l'anno, e anche questa è una parte importante e suggestiva di questa festa, caratteristica soprattutto. Una festa che dura 2 settimane, la prima domenica e la seconda domenica, e durante la settimana ci sono tante testimonianze, tante manifestazioni. Basta scendere anche nella parte più bassa del santuario, ci sono delle stanze dove ci sono tutti i voti dei agrigentini fatti negli anni passati, fatti negli anni scorsi, e sono testimonianze importanti, ma anche questa mattina alle 5 del mattino c'era gente venuta scalza qui al santuario, si è alzata prestissimo per venire qui, è davvero qualcosa di importante, perché molti dicono che è soltanto folklore, invece c'è una devozione importante, un po' la figura che tiene unita la città, una città che è spesso divisa. Agrigento trova in San Calogero, dal più ricco al più povero, un trade union importante, ed è questo un altro miracolo di San Calogero sicuramente. Parliamo di questo viaggio che chi ha ricevuto una grazia o chi insomma vuole mostrare un atto di fede fa a piedi scalzi verso il santuario. Diciamo che è qualcosa anche qui di molto molto sentito. Questa è anche un po' la testimonianza del santo, perché sappiamo che la Chiesa ritiene santo colui che fa i miracoli. Comunque ricevuto una grazia, il lancio del pane, che oggi oramai è quasi in disuso, testimonia anche questo. L'agrigentino anticamente, quando passava a San Calogero, tirava il pane per dirgli grazie di quanto ricevuto, non poteva uscire da casa perché c'era la peste, dunque si tirava il pane. Il lancio del pane testimoniava proprio questo. Oggi che è in disuso, a testimoniare questo ci sono per appunto i pellegrinaggi anche a piedi nudi che vengono fatti di mattina presto qui al santuario. Perché c'è questa usanza della benedizione del pane e poi si distribuisce, diciamo, agli amici? Perché il pane di San Calogero testimonia un po' la vicinanza della città al santo. Perché ci fu una carestia, ricordiamolo, sì, no? Ci fu carestia e peste. San Calogero era in qualche modo l'unica persona che aveva il coraggio di entrare in questa città e aiutare questa città. Ecco perché gli agrigentini lo vedevano così tanto, però non si poteva uscire da casa perché c'era la peste, di conseguenza gli agrigentini si affacciavano dal balcone e tiravano e lanciavano il pane a San Calogero per ringraziarlo di quanto ricevuto, e di conseguenza il pane è diventato praticamente simbolo stesso della festa, cioè il pane praticamente diventa l'esempio, come dire, concreto della vicinanza tra San Calogero e la città, per cui anche la mia famiglia fa così da sempre, si benedice il pane e lo si dà ai vicini o alle persone più vicine o a chi, diciamo, si vuol dare la grazia, anche si vuol chiedere la grazia. Usanza che è stata da parte dei vertici della Chiesa è stata, diciamo, sconsigliata a non farlo, però quest'anno abbiamo visto che diverse persone, insomma, autorevoli della città hanno invitato anche in maniera, diciamo, un po' più modesta a riprendere questa tradizione del pane.
Allora, il pane benedetto di per sé non è osteggiato, la Chiesa più che altro condanna il lancio del pane perché afferma che è uno spreco di cibo inutile. Non lo fa per malizia o per spreco, lo fa per mantenere viva una tradizione e per testimoniare la sua vicinanza. Quindi diciamo che non c'è nulla di male poi in tutto questo. La statua attraverserà ora tutta la città, no? Sì, adesso arriverà fino alla Dolorata, attraverserà Via Atenea, poi centro storico, le Viuse centro storico, e lì, anche lì verranno lanciati i bigliettini, c'è anche chi lancerà appunto il pane, quindi adesso veramente si procederà all'abbraccio vero e proprio della città con il suo santo. E poi diciamo questa sera verrà fatto il percorso inverso fino al Viale della Vittoria, appunto. Verso che ora dovrà rientrare? Di solito la vara rientra a mezzanotte. Domenica scorsa un po' più in ritardo perché quest'anno non c'è il camion ma c'è il carrello che traina la vara, quindi si perde un po' più di tempo. Ora, una novità di quest'anno? Sì, esatto, una novità perché l'anno scorso un po', diciamo che quel furgone era un po' datato, quindi costa molto comprare uno nuovo per i portatori, quindi hanno preferito una soluzione più economica e anche un po' più ecologica, onestamente. Però fa perdere un po' di tempo nel rollino di marcia della processione. Questa sera comunque senza intoppi dovrebbe rientrare intorno a mezzanotte dentro il santuario. Vediamo tra il pubblico molti giovani, questo diciamo è importante, no? Anche giovani. Le giovani generazioni magari sono più distratte, quindi sono meno attente alle tradizioni, specialmente quelle sacre. Il fatto che molti giovani rinunciano ad andare a mare per essere qua è davvero, come dire, testimonia appunto come quella di San Calogero è una tradizione che non tramonterà mai alle Agrigento. Sui social diciamo adesso seguiremo un po' parte di questa uscita del santo. Grazie, buon lavoro, grazie per la tua collaborazione. Bene, diamo spazio ora un po' alle immagini della manifestazione. La statua ancora non è arrivata qui sulla piazza, è ancora giù che sta uscendo dal santuario, quindi diamo per qualche momento spazio alle immagini molto particolari che ricordiamo TV Televisione Agrigento sul canale 92 del che vi sta offrendo come tradizione da diversi anni. Vogliamo dare anche noi il nostro contributo a tanta gente che magari non può essere presente qui per motivi di malattia, per impedimenti vari, perché magari è fuori, per cui ci arrivano anche testimonianze che molti utenti, molti devoti da fuori la Sicilia, in Belgio, mi dicevano poco fa una signora, in Francia alcuni devoti del Santo Agrigentini stanno seguendo la diretta su TV. Che volevo stare.
In questo momento sentiamo la recita del Padre Nostro. Signore della nostra città. Una chiedere nella città della provenienza, sacrosita nel suo nome, la nostra del suo amore, preghiamo. Santifica, Signore. Ecco, vediamo tra la folla dei fedeli il nostro caro regista Michele Guardì. Speriamo più tardi di poterlo raggiungere. Se lo vuoi guardare un attimo, famoso agrigentino, ecco, che ci sta dando un saluto. Anche lui è un devoto fedele di San Calogero che ogni anno ritiene di portare il suo affetto, la sua testimonianza di fede qui ad Agrigento.
Abbiamo visto, riprendiamo con il nostro collaboratore Lello Casesa, abbiamo visto anche tra il pubblico che ci ha mandato anche un saluto il regista Picchi, che come ogni anno tradizione è sempre presente alla festa di San Calogero. Niente, un momento molto bello, anche la benedizione del rettore Don Giuseppe Veneziano. Migliaia di telefonini che riprendono le immagini e poi saranno ritrasmessi in tutti i social. È un momento, per così dire, di grandissima diffusione e promozione. Quindi dopo la benedizione del rettore Don Giuseppe Veneziano, che ha dato questo momento anche spirituale, un momento religioso, la statua è consegnata al suo popolo, ai suoi portatori. Vediamo anche dei lanci di pane che arrivano e che resistono, diciamo, nonostante, diciamo, Sicilia, e da qui pian piano inizierà il suo di far rivivere alla città e agli agrigentini e non solo. Abbiamo visto che sono stati dati anche diversi fiori alla statua, diversi mazzi di fiori, e questo è il punto più difficile, quello di uscire la chiesa, levarla dal piedistallo, consegnarla ai portatori e fare la scala. Ecco, è il momento sicuramente più importante in cui si vede tutta la testimonianza della fede del popolo agrigentino. Sì, forse è uno dei momenti più difficili, quello di trascinarlo e di portarlo a spalla lungo, diciamo, la scalinata, perché essendo sostanzialmente la scalinata il luogo più vicino alla chiesa, sono tantissimi devoti portatori che tentano di entrare in questo cordone tra i due cannizzoli, per così dire, e quindi infilarsi dentro e quindi salire e spingere la statua. E quindi si è in alcuni punti della città, ad esempio nella scalinata di Santo Spirito, è un altro punto delicatissimo, così come scendendo lungo il centro storico da Piazza Seminario a scendere verso la via Poblate fino alla via Sferri. Questo durante la prima domenica, tra le viuzze del centro storico c'è maggiore difficoltà. La giornata oggi, come al solito, San Caloggerina, molto calda, molto un caldo anche, per così dire, secco. C'è una brezza che comunque venticello che accarezza, però come al solito tanta gente ancora segue questa straordinaria manifestazione di popolo di un santo chiamato Calogero. Che cosa dite, direttore? È un momento, secondo me, che va visto anche in una chiave diversa, che va visto anche in una chiave turistica, culturale, perché probabilmente appartiene a quella idea delle feste popolari in Europa, in alcune zone della Europa centrale, dalla Spagna alla Francia, alla Grecia, in cui è forte, dal Portogallo, in cui è fortissimo questo legame dei santi con il popolo, naturalmente, e sapendo bene che San Calogero è un esempio ed è un'intercessione verso Gesù Cristo. Come pensi che sia
questa visione anche turistica e culturale legata alla festa di San Calogero? Sicuramente è una festa importante che richiama migliaia e migliaia di fedeli, diciamo, che in questo momento stiamo vedendo anche sotto le nostre telecamere. Tanta gente che approfitta per, diciamo, venire e passare qui la prima settimana della domenica di luglio, una settimana piena, ricca di di avvenimenti, di camminate a piedi scalzi per ringraziare il santo. Ecco, questa tradizione della camminata dei piedi scalzi, abbiamo visto tanta gente anche poco fa, un fedele di Alessandria della Rocca che da 15 anni, per grazia ricevuta, viene la domenica dalle 5 del mattino e segue tutta la giornata la messa e il santuario. Sì. Stiamo vedendo anche il collega di 3 minuti, un saluto anche tu qui a lavorare sotto il caldo, siamo in diretta su TVA e non poteva mancare un saluto anche a una sua testimonianza per la fede di San Calogero. Tu in qualche modo, Mimmo Bosio, il titolare di 3 minuti, hai avuto qualcosa, credi a San Calogero, la tua fede come la testimoni verso San Calogero? Non mi piace parlarne, Arturo. Io sono credente, sono devoto, però non mi piace parlarne. Però c'è c'è dico, da parte tua una fede verso San Calogero, non vogliamo sapere i fatti personali, però ecco in generale. Sì, c'è sicuramente, ma ti ripeto, ti ringrazio, sei gentilissimo e non vorrei parlarne. Buon lavoro. Ok, buon lavoro anche a te. Vediamo che un'altra signora, ecco perché lei si trova qui a San Calogero, ha voluto in una giornata piena di luglio invece di andare a mare offrire la sua testimonianza al santo. Come mai? Sì, perché non l'avevo mai fatto, io vivo qua da 16 anni e conoscevo questa festa solo per i rumori che mi arrivavano a casa, quindi quest'anno ho voluto viverla più di presenza ed è stato molto emozionante. Allora, San Calogero vuole essere, diciamo, in qualche modo visto. Io ho avuto una testimonianza personale, ero da qualche anno ad Agrigento e ho avuto anch'io un piccolo incidente con la macchina ed è successo nella settimana di luglio di San Calogero, come se San Calogero mi volesse dire ero da pochissimo ad Agrigento, io non sono agrigentino, però lo voglio raccontare, lo racconto ogni anno perché secondo me è importante. Ecco, San Calogero forse ha voluto dirmi esisto anch'io, vieni, e da allora in poi ogni anno la seconda domenica di San Calogero cerco di essere sempre presente. È giusto così, perché comunque questo santo che è da Agrigento Non è agrigentina dall'accento. non solo di Agrigento, è Dove, scusi? Vercelli, cioè sono nata a Vercelli anche se i miei genitori sono... Mi ha ritenuto è qui ad Agrigento perché sta a vivere ad Agrigento. Rita qua? Sì, sì. Ha voluto dare anche lei la sua testimonianza. Esatto, ok, ho voluto conoscerlo più che altro. Che impressione ha? Molto emozionante, è stato molto emozionante. Lo seguirà? Lo seguirà ora per la cosa? No, adesso no, poi questa sera però sarò di nuovo qui per vederlo rientrare, mi piace da morire vedere fare la scalinata, l'ingresso in chiesa. Ecco, abbiamo voluto dare una testimonianza di una signora che da tanti anni non è agrigentina, grazie, la saluto. Non l'abbiamo inquadrata perché in questo momento la telecamera sta inquadrando il santo, ringraziamo anche il collega Mimmo Bosio che non ci ha voluto dire la sua cosa per motivi suoi personali di privacy. Continuiamo questa nostra diretta. Ecco, stiamo vedendo questo affetto, questa testimonianza, seguiamo qui un'altra signora. Ancora questa nostra diretta che tra poco chiamalo che c'è qui un altro collega. Io mi permetto, volevo dare una testimonianza. Perfetto, un attimo, se si mette da questo lato. Sì, una sua testimonianza. Io sono agrigentino al 100%, sono 24 anni che manco dalla Sicilia, adesso vivo da 4 anni in Polonia, ma la mia fede per questo santo meraviglioso non è mai finita, anzi continuerà sempre, fino a quando il Signore non mi chiamerà nel regno dei cieli. Lei ha avuto qualche modo, L'anno diciamo, avuto scorso- qualche segnale, sì, qualche l'anno grazia ricevuta, ecco, non la vogliamo sapere, ma vogliamo sapere ecco, la causa della fede. Io l'anno scorso in una circostanza un po' particolare ho perso un cugino più un fratello per me, che era un devoto fedelissimo di questo santo. E in questa settimana sono andato a trovarlo e spero che
cioè, questa fede possa crescere sempre di più. Bene, Mio cugino adesso sono sicuro che ci sta seguendo. Il suo nome vogliamo sapere. Mio cugino, io mi chiamo Giovanni Catalano. Giovanni Catalano, ecco, abbiamo voluto sentire la testimonianza, grazie, di Giovanni Catalano che dalla Polonia viene qui, perché ora c'è un altro collega, Carmelo Lazzaro, che è anche lui un fedele, un collega che ha sempre seguito la festa, ecco, prima anche lui faceva le dirette, ora è impegnato a Roma alla RAI, ci fa tanto piacere vederlo, sentirlo, ascoltarlo e sentire anche la sua testimonianza. Ciao Arturo. L'immagine chiaramente del santo che viene baciato. Grazie Arturo, buongiorno a tutti i telespettatori, è sempre un grande piacere essere qui, essere ad Agrigento per vivere questo momento di festa. È un grande bagno di folla che vuol dire calore, Stiamo vedendo anche un bambino, un'immagine molto bella ed emozionante. qualcuno dice si esaspera, no? C'è questo eccesso di devozione che sfocia nel profano. Dico che è festa, è tradizione, è anche questo volersi affidare totalmente al santo, così come lo è anche se vogliamo, il lancio simbolico del pane. Voglio aprire una pagina che fa tanto discutere, però secondo me non va completamente trascurata e abbandonata. Fa parte della tradizione, l'eccesso guasta ed è l'eccesso che non vogliamo, però quello che vogliamo è mantenere le tradizioni. Va bene anche condividerlo con le famiglie che ne hanno di bisogno, va bene appunto questa condivisione, però il lancio del pane che oggi non vedo completamente, un po' mi manca, devo dirvi, ecco. Tu hai voluto essere presente? Sono sempre presente ogni anno con la mia famiglia, con gli amici, è un momento al quale tengo particolarmente. Un minimo di cronaca, ecco, il santo sta di nuovo per essere preso dai portatori, si sono fermati, la gente ha fatto la sua testimonianza, l'ha baciato, abbiamo visto anche un bambino, una bambina, non abbiamo... essere presente qui a questo momento e rispondere alle nostre domande, ecco, una testimonianza più antica, tra virgolette. Io devo dire grazie per questa opportunità. Devo dire che per me è sempre una grande emozione vedere uscire San Calogero dal santuario ed è sempre una grande emozione. Io ho dei trascorsi molto importanti per quanto riguarda San Calogero. Se vogliamo parlare di cose antiche, posso dire che io sono nativo di Porto Empedocle, però è da tantissimi anni che abito ad Agrigento, quindi sono agrigentino di adozione. Devo dire che quando sono nato io, mia mamma ha avuto un parto molto difficile e guarda caso sono nato mentre sparavano le bombe dell'uscita di San Calogero e la prima tappa l'ha fatta proprio sotto il portone di casa mia e
mi hanno portato direttamente su San Calogero ancora senza aver fatto il bagno. Quindi per me San Calogero, una cosa antica, ve la sto raccontando, è una grande emozione sempre, perché rivivo quei momenti che all'epoca ero incosciente, ma che mi vengono in mente. Quindi è una cosa meravigliosa, questo santo che è il santo del popolo. Bene, una bella testimonianza. Noi ancora grazie, ti ringraziamo. Poi dico, negli anni hai continuato a vivere questa fede sempre presente. Sì, San Calogero evidentemente per me, per la mia famiglia, è sempre stato un momento dell'anno importante, che non è passato così per niente. Ci siamo riuniti in famiglia, l'abbiamo festeggiato e siamo presenti, quindi non può sfuggirci questo momento. Dico brevemente, così giusto magari per chi non lo sapesse, che differenza c'è nel modo di festeggiare il santo della Marina con quello di Girgenti? Ma la differenza è che qui è più imponente, che qui c'è praticamente un'organizzazione forte di portatori, poi anche dal punto di vista strutturale la statua qui ha un peso maggiore rispetto a Porto Empedocle, mio padre, e quindi non è costato poco poter trasportare i chili, che sono tanti, di questa statua e del fercolo in genere. Quindi non parliamo poi c'è la storia, diciamo, San Calogero nasce oltre 500 anni fa, quindi nel 1700, e quindi ci sono 5 secoli di storia che consacrano la città di Agrigento come una delle località dove la festa di San Calogero è sicuramente più seguita, oltre a Porto Empedocle, Cesarò, Paternò e tanti altri comuni della Sicilia. Ma qui c'è una storia che non va assolutamente dimenticata e che va anzi migliorata, va incorniciata in un contesto, come diceva Carmelo, più spirituale, ma senza dubbio legato a questa, ad un momento, anche ad una visione, come voglio dire io, culturale e turistica, perché ha questa straordinaria capacità di astrazione e di aggregare tantissima gente, come hanno testimoniato i tanti agrigentini e non, che tu hai Sì, prego signora, se si deve mettere, se si gira, ecco, come si chiama lei? Se si leva il cappello così magari. Mi chiamo Assunta. La telecamera, prego. Sono molto scoraggiata perché da 2 anni che mio figlio non lavora. Tutti i giovani se ne vanno, escono dall'ambiente. Poi voglio dire un'altra cosa, abbiamo la città di Fontanelle che è trascurata, che ci sono le tacche di cane tutta a terra, le alberghe così. Non si può camminare, nessuno si interessa. Vediamo a San Calogero. Pure i politici, quelli che sono saliti, si devono interessare tanto per i giovani. Ma noi vogliamo sentire una testimonianza sua di San Calogero, su San Calogero. Noi stiamo facendo una diretta di San Calogero con la sua testimonianza, a parte le cose che nella città, diciamo, non vanno. Avevo il bambino piccolo di 2 mesi. Il bambino ha avuto, diciamo, una cosa che è diventato un po' mongoloide, tutto con le mani che attortavano. E durante il tragitto dell'ospedale io pregavo San Calogero e dico, se questo bambino rimane normale, dico, lo chiamerò, perché si chiamava Dario, lo chiamerò Calogero, e così è stato, lo chiamo Calogero. Dario no, Calogero. Questa è la mia testimonianza di quanti miracoli che fa San Calogero. Bene, sicuramente con la testimonianza della signora, che ringraziamo, a parte, diciamo, anche l'auspicio rivolto ai nostri amministratori, che speriamo che qualcuno ci sta vedendo, nel pulire anche Fontanelle, nel cercare di dedicare anche maggiore cura per le periferie, non solo la città, un centro storico. La signora, noi come organi di stampa ci facciamo interpreti di questa lamentela e la vogliamo girare al primo cittadino e alla sua giunta. Ecco, non dimenticare Fontanelle, ma anche Monserrato, San Leone, Villaggio Peruzzo, Zingarello, insomma tutta la città.
e con il saluto di Lello Casesa, grazie signora anche a lei, di Carmelo Lazzaro e del papà Lillo, vogliamo dare il nostro saluto. Qui da stamattina abbiamo seguito come ogni anno la tradizione della seconda domenica di San Calogero, la Santa Messa e poi l'uscita per cercare anche di fare il nostro lavoro e di dare anche quell'informazione a tanta gente, a tanti malati, a tanta gente che anche dall'estero che ci ha dato anche la sua testimonianza per streaming, ecco, e darci appuntamento nella speranza che tutto possa andare bene anche alla festa, alla seconda domenica di San Calogero del 2019. Un breve saluto a iniziare da Lello Casesa, valido, grande collaboratore, oltre che collega che ci ha aiutato in questa diretta, a tutto lo staff tecnico, a Mattia, a Gerlando, a Damiano, a Piero, insomma a tutto lo staff di TVA che invece di andare a mare ha voluto fare il suo lavoro e dare il suo input informativo alla città. Lello, il tuo saluto. Che ha consentito di vedere e apprezzare la festa di San Calogero, che San Calogero ancora una volta è di questa città. Per quanto riguarda la festa di San Calogero, ormai è un fatto prettamente culturale e sentito dagli agrigentini, quindi questa festa è la gioia sprizza da tutti i pori. Buona festa di San Calogero a tutti gli agrigentini nel mondo. Siete anche voi presenti tramite Televideo Agrigento, quindi San Calogero è con voi. Siamo tutti insieme per questa festa. Buona domenica. Il nostro auguro ai tanti che magari per motivi di lavoro, per motivi di salute hanno potuto vedere la nostra diretta. Noi abbiamo voluto cercare di offrire un servizio e tanti auguri anche ai tanti fedeli di San Calogero. È come dire il detto di San Calogero: chiamama con aiuta e viva San Calò! Bene, questo è tutto dal santuario di San Calogero, una buona giornata.